Una sorta di Mose antidegrado, una micromuraglia cinese, visto che a realizzarla è stata su richiesta del comune l'associazione cristiana evangelica cinese che ha comprato l'edificio. Stiamo parlando dell'ex Cinema Piave in via Premuda a Mestre, teatro da troppo tempo di bivacco e luogo di sosta per tossicodipendenti, che ora con grande soddisfazione di residenti e commercianti è stato sbarrato. Penso che abbiano fatto solo che bene. Cioè, la situazione di degrado, qui io abito qua da sempre, per cui la situazione di degrado è ulteriormente peggiorata, per cui penso che qualsiasi iniziativa sia positiva. Finalmente l'hanno fatta perché era invivibile la situazione qua, già la via Piave, io ieri sera alle 6:30 sono uscita da qua e abito al Parco del Piraghetto, cioè ogni 5 metri c'era un pusher. Ormai li conosciamo. Girando molta polizia qualcosa di meno si vede, e cioè, si sa che se non sono qui si spostano di là, quello è il problema di fondo. L'innalzamento della barriera non è stato affatto gradito dai tossicodipendenti. I residenti hanno raccontato di alcuni che hanno inveito urlando e bestemmiando quando è stata posizionata. È proprio fatta di legno e addirittura se qualcuno tentasse di spostarla, di romperla per tornare qui a drogarsi, a bere, a bivaccare, anche all'interno, però ovviamente non riusciamo a farvelo vedere, è completamente barricata. Nell'edificio dovrebbe nascere in 1 anno e mezzo circa una scuola di cinese e italiano per bambini, visto che al momento i cristiani evangelici cinesi si ritrovano in una specie di garage. Per molti cittadini però il problema andrebbe affrontato alla radice. Il deterrente è impedire lo spaccio, non è inutile che ci giriamo intorno. E finché ci saranno acquirenti, uno spaccio ci sarà. L'amministrazione dal canto suo sta facendo il possibile con le armi a disposizione. Continuiamo con i presidi mobili e per questo è molto importante avere anche le macchine presidi mobili, perché dove arrivano le segnalazioni interveniamo immediatamente con questo team Veritas, assistenti sociali e polizia locale, in modo da tenere sicurezza e meno degrado nell'area. La normativa sicuramente non ci aiuta. Capisco che si tratta di microcriminalità, ma è una microcriminalità che i cittadini non hanno una percezione poi di insicurezza.